Signori e signori, buonasera. Ci troviamo al Circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio, dove sta per andare in onda questa bella festa dello sport, e iniziamo subito con il presidente del Circolo Arci Tamburini, Auro Cipollini. Auro, si rinnova questa collaborazione ogni anno, questa festa con Mauro? Sì, è una bella festa dello sport, soltanto che è grande questa stanza qui, però ce ne vorrebbe ancora il doppio, perché c'è stata tanta gente che si è detto che siamo pieni e non si vuole più accettare. Ad ogni modo è una bella iniziativa e che da anni che Maurino e gli amici di Cerbaia portano avanti, e per me è una bellissima cosa, specialmente se si parla di sport. Cerbaia, tradizioni lunghe di ciclismo, appassionati di ciclismo, ogni anno si fa quelle due belle gare per esordienti e per allievi. Speriamo che anche quest'anno ci si possa arrivare. Sì, sarebbe bello, però purtroppo i soldi non ci sono, andiamo dalle ditte e niente. Come premi per i ragazzi, come premi non c'è problemi, però quando si parla di soldi capisco anche che le ditte che è un momento difficile per tutti, anche per loro, e sarà difficile fare esordienti e allievi. È una bella cosa, però ci vuole anche i soldi. Ad ogni modo io voglio, a parte tutto, voglio ringraziare tutti i ragazzi e i corridori che sono qui presenti, ma un saluto particolare lo voglio fare qui al mio amico Giovanni Visconti, che amico per me anche come un figliolo, fratello e tutto, perché l'ho sempre seguito dagli juniores e allievi juniores in su, e siamo sempre stati in buoni rapporti. Io ringrazio tutti gli altri ragazzi, ma in particolar modo Giovanni, che ci ha onorato di questa presenza qui in Cerbaia. Giovanni Visconti, ti ha chiamato un causa, chi è che non conosce Giovanni Visconti? Giovanni ormai non ha più bisogno di presentazioni, dunque Cerbaia per te è una seconda patria. Sì, torno sempre molto volentieri qui, dove tra l'altro è nato il mio primo club di appassionati, amici che mi seguono, capitanato proprio da Auro. Ha detto bene lui, siamo amici da tanto tempo, correvo con Marco, suo figlio, nella categoria juniores, e quindi sono rimasto molto legato alla sua famiglia. Che dire, questa è una bella iniziativa che si ripropone tutti gli anni, purtroppo a volte non sono stato presente perché comunque gli impegni che abbiamo adesso sono tanti, non dovevo esserci neanche quest'anno, però hanno spostato il ritiro della mia nuova squadra, quindi partirò domani, stasera sono tornato volentieri. Poi anche la tua compagna è qui di Cerbaia. Sì, sua famiglia di Cerbaia, quindi siamo molto legati a questo posto, ti ripeto, ci sono tanti amici e li ringrazio per il fatto che comunque mi seguono sempre nei momenti belli, anche in quelli meno belli. Senti Giovanni, hai rammentato la nuova squadra, dunque lasci Citracca, lasci Scento per approdare a questa società nuova, dove corre anche Valverde se non vado errato, dunque ti aspetti ancora cose più grandi? Sì, è normale avere un certo tipo di aspirazioni, il motivo per cui ho cambiato squadra è proprio questo, purtroppo nonostante la nostra netta crescita alla Farnese non siamo cresciuti a tal punto da avere la sicurezza di correre tutte le gare, quindi io ho cercato solamente questo, e in questa squadra avrò la possibilità sicuramente, ci sono tanti altri corridori, campioni come Valverde, dovrò essere bravo anche a ritagliarmi il mio spazio, però penso di potermi adattare comunque bene, perché tra le tante squadre Pro Tour penso di aver scelto quella giusta per me. Speriamo di riportare anche nel 2012 una maglia tricolore. Sì, la maglia tricolore è sempre bella, però penso sia arrivato anche il momento di cominciare a puntare ad altri obiettivi, visto che il prossimo anno avrò la possibilità di correre tante gare importanti, e proverò a spostare un po' più i miei obiettivi e a cercare di centrare il colpo grosso magari. Non si poteva dire di no a Maurino. Questa sera sei qui ospite al Circolo Arci di Cerbaia, proprio dove Mauro fa questa bella festa. Sì, Maurino mi ha chiamato in questi giorni, io avevo dato la mia disponibilità
per venire a mangiare il dolce, casomai, visto che dovevo essere in ritiro questa sera. Invece, ti ripeto, il mio ritiro è stato spostato e sono venuto volentieri. Giacomo Bacci, vicepresidente vicario del comitato regionale toscano della Federciclismo. Giacomo, anche quest'anno alla festa di Mauro, ma in particolar modo a che punto è il ciclismo in Toscana? Beh, innanzitutto devo ringraziare Mauro per questo invito, che sicuramente ogni anno riesce a mettere in piedi una bellissima manifestazione. Il ciclismo toscano direi che ha un bel po' di salute. Ha un bel po' di salute, perché dico così? Perché credo che le società veramente abbiano fatto un lavoro encomiabile quest'anno. Perché con la situazione che conosciamo del mondo del lavoro e quello che ci attanaglia ogni giorno per quello che sono le risorse da trovare, io credo portare in fondo una stagione così, perdendo solo il 6-7% di quello che sono il calendario generale, io credo che veramente bisogna ringraziare queste società per il lavoro immane che hanno fatto. Senti Giacomo, mi sembra, al di fuori, che ci siano più corridori, visto che ci sono tanti giovanissimi. Penso che poi nel proseguo degli anni possa venire anche esordienti, allievi naturalmente, cose che non succedevano anni addietro. Sì, hai colto nel segno. Quest'anno abbiamo chiuso un'annata importante sotto l'aspetto giovanissimi, perché era dal 1995 che non riuscivamo a raggiungere questo numero, 1437 tesserati, quindi abbiamo aumentato di circa 130 elementi il numero. Quindi io credo che siamo veramente contenti, ma soprattutto, dico che la situazione potrebbe essere prolifera per il proseguo. Ecco, se riusciamo questi ragazzi a mantenerli in un certo equilibrio, a mantenerli, e queste società possono continuare veramente ad esistere e a tenerli, io credo che veramente nel proseguo possiamo aver perso qualcosa, sì, ma non fino al punto di diciamo che il peggio è passato, ecco, diciamo così, che il peggio è passato e che forse sotto l'aspetto del numero possiamo ritenerci abbastanza fortunati per il proseguo. Fra poco ci sarà il calendario dilettanti proprio in questa sede, proprio qui al Circolo Arci Tamburini si farà il calendario dilettanti. Auguriamoci che ci sia tante date, tante corse in Toscana. Ma ce lo auguriamo, il 3 qui ci sarà il calendario e io me lo auguro veramente. L'anno scorso abbiamo toccato il tetto massimo di quello che potevamo raggiungere e quindi manteniamo quello che avevamo. Io credo mantenere quello che avevamo, io credo che sarebbe già un ottimo risultato. Presente a questa festa qui a Cerbaia di Lamporecchio, al Circolo Arci, anche il sindaco di Lamporecchio, Giuseppe Chiaramonte. Sindaco, anche quest'anno a questa festa che Mauro ogni anno organizza. Sì, bisogna esserci perché l'impegno di Mauro per lo sport è straordinario, come si fa a mancare? Io penso che però quest'anno è anche una festa un po' particolare per il momento in cui ricade. L'impegno di tutti noi è far sì che lo sport continui a essere un bel punto di riferimento per la comunità di Lamporecchio, perciò grazie a Mauro, grazie a tutti quelli che sono qui stasera. Dunque anche la Cerbaia, una comunità importante per il comune dove si organizza anche tante manifestazioni, dunque diciamo così, è un richiamo anche per il comune. Sì, per quanto riguarda il ciclismo Cerbaia è sempre stato un punto di riferimento, insieme alla frazione Mastro Marco sono le colonne portanti di quello che è lo sport dalle nostre parti. Si sa che i comuni non navigano nell'oro, però l'amministrazione comunale insomma è sensibile, qualche cosina a queste società bisogna naturalmente contribuire. Sindaco. Ma facciamo il possibile mettendosi a disposizione con quello che possiamo, non tanto come risorse economiche ma come gli aspetti organizzativi. Io penso che tutti quanti dobbiamo guardare al futuro con un atteggiamento sicuramente più virtuoso e più rigoroso, ma però sempre tenendo al punto sulle iniziative che devono continuare a esserci. Speriamo che la situazione migliori e che tutto vada per il migliore.
sta a noi, sta tutto a noi, è come l'impegno sportivo, più ci si impegna più si porta a casa risultati. Siamo con l'avvocato Carlo Iannelli, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana. Abbiamo parlato con il vicepresidente vicario, con Bacci, e si diceva che il ciclismo in Toscana vive di ottima salute. Ma non posso che confermare questa affermazione, questa dichiarazione del vicepresidente, perché serate come questa, anche serate come questa, ci dicono che appunto il ciclismo toscano in particolare goda di ottima salute. Una serata fortemente voluta dagli organizzatori, grandi appassionati, una serata molto partecipata soprattutto dai giovani, e questo ci fa davvero piacere perché insomma rappresentano una certa continuità del movimento. Avvocato, non si può dire no a Mauro, ogni anno chiama all'appuntamento e bisogna dirgli di sì. Sì, non è un obbligo ma è un piacere, perché Mauro insomma tutti lo conosciamo, la grande passione, il grande dinamismo che lo anima non soltanto in questa serata ma anche nell'organizzazione di Poggio alla Cavalla, questa corsa che è diventata oramai una classicissima, e quindi ripeto, quando Mauro chiama è davvero un piacere, non è credo per nessuno un obbligo, è solamente un'occasione per stare tutti insieme tra tanti appassionati di ciclismo vero, per parlare del nostro sport, per stare vicino appunto a questo sport e per cercare di farlo progredire anche. A proposito di Poggio alla Cavalla, quando c'è la corsa di Poggio alla Cavalla e arriva l'avvocato Iannelli, Mauro prende il microfono allo speaker per annunciare lui che sta arrivando Iannelli. Dunque è un personaggio importante Mauro. Mauro è importantissimo, lui è davvero importante, gli altri sì, diciamo che si prestano alla causa, però il motore vero principale appunto di quella manifestazione, di questa manifestazione è lui, lo dicevo prima, questa grande passione, questo grande dinamismo, questa voglia insomma di darsi da fare per il ciclismo è davvero encomiabile, quindi insomma di fronte a Mauro ci dobbiamo togliere il cappello. Siamo con due campionesse del ciclismo, il passato e il presente. Ha sbagliato, io sono sempre presente. Edita Puciscaite, chi è che non ti conosce, grande campionessa del ciclismo, anche se si dice che tu hai attaccato la bicicletta al chiodo. Edita, però a Mauro gli si può dire di no. No, ma come, Maurino è il numero uno e quindi io ogni anno accetto il suo invito, anzi ci divertiamo sempre di più. Evviva questa festa che con i momenti duri che ci sono, e crisi eccetera, Mauro va avanti e una lunga vita a questa festa. A proposito del passato, quasi quasi io vedo questa campionessa emergente, anzi lei è presente, è il presente, non è il futuro, anche se è talmente giovane che la dobbiamo considerare futuro, però è già 2 volte campionessa europea e quindi quasi quasi avrei voglia di ritornare a gareggiare, no? Per insegnarle qualcosa, visto che la sua squadra prossimo anno è una squadra elite in tutti gli effetti, iscritta a Lucci, ed è a 2 passi da casa mia, e così quasi c'era questo pensierino, però forse è giusto divertirsi. Che ne pensa lei? Allora si potrebbe pensare ad un ritorno No, è una battuta, al ciclismo per Edita? No, direi proprio di no. Facciamo pedalare Rossella, che è la mia erede. Rossella, quest'anno è stata un'annata d'oro per te, diciamo così, hai soddisfatto tutti gli sportivi italiani. Sì, è stata un'annata fantastica e comunque credo che sia riuscita a fare tanti risultati grazie a una società dietro che mi ha garantito comunque ogni cosa e soprattutto la tranquillità di fronte alle gare e anche a sopportare la tensione prima delle gare. Non avevo nessuna ansia di prestazione grazie comunque a questo stupendo ambiente. Ecco Rossella, che effetto fa quando siamo lontani da casa
si sente suonare l'inno dei Mameli, credo che sia un'emozione forte. Sì, vestire la maglia azzurra è davvero un'emozione. Ogni volta parti sapendo che sei il simbolo della tua nazione, per cui lotti per fare sì che l'inno sia suonato, ma il tuo. Noi ti auguriamo che il 2012 sia ancora migliore di questo, del 2011. Un augurio, Edita. No, ma farei una domanda, quindi si tratta di un famoso passaggio, ecco, cosa ti aspetti dalla prossima annata, che non sarà sicuramente facile, perché spesso il passaggio tra junior e l'elite è molto traumatico per le giovani. Hai un po' paura? Mi servirebbe qualcuno come te. Aiuto! Che si fa? Si ritorna in bici. No, a parte questo, penso che comunque sarà un anno impegnativo nel quale imparerò molte cose e dovrò farne il massimo di ogni attimo per comunque acquistare sempre più esperienza. A questa festa qui a Cerbaia di Lamporecchio è presente anche il vicepresidente del comitato provinciale della Federciclismo di Pistoia, Domizio Spadi. Spadi, una bella festa che si viene ogni anno qui a Cerbaia di Lamporecchio a festeggiare Maurino più che altro. E a questa festa non si può mancare, perché Mauro purtroppo è un personaggio ormai del ciclismo che bisogna essere presenti per forza, per di più che riesce a mettere insieme una festa tutti gli anni sempre migliore. Quest'anno mi sembra che ha passato la parte, perché oltre a tanta gente c'è anche molti invitati ed hanno partecipato tutti, a rifarsi da Visconti, da tutti gli atleti che fanno sì che parlano di ciclismo puro veramente. Quest'anno Mauro ha toccato anche un tasto un po' particolare, che è quello della mountain bike. Ha invitato un atleta della mountain bike e anche qui ha colto il momento giusto, perché la mountain bike, proprio la Federciclismo, quest'anno la vuol tirare avanti alla grande, insieme alla pista, insieme al cross, perché vuole rilanciare queste attività, e Mauro ha colto l'occasione per fare anche questo. Il ciclismo pistoiese, come il ciclismo toscano, naturalmente è in salute. Sì, il ciclismo pistoiese non è male, è buono, diciamo che non è calato, non è cresciuto, ma comunque direi un buon ciclismo. Quest'anno i risultati hanno parlato chiaro. Il Pistoia insieme alla Toscana è stata con diversi risultati di prestigio, e poi c'è un'altra cosa, il momento è molto difficile, la federazione forse sta creando anche qualche difficoltà nelle società, speriamo che si riesca a passare questo momento e che tutto riesca per il migliore, che il 2012 possa essere migliore del 2011. Ormai siamo in chiusura di questa lunga serata, di questa festa che si organizza qui al Circolo Arci Tamburini di Cerbaia. Siamo con il gestore del circolo, Simone Miscia. Dice Mauro, è tutto Simone che organizza, io faccio un po' da contorno, però è tutto Simone. Simone, è duro, è difficile organizzare. Sì, c'è tanto tempo da perdere, purtroppo sì, è quasi un anno che si sta cercando un po' di cercare gli invitati, di cercare la gente per portare a cena, per far venire più volentieri anche la gente come contorno. Però questo è il merito di Maurino, io lo chiamo Maurino perché praticamente tutti i giorni col telefono in mano si invita tutte le persone e cerca di far passare una serata piacevole insieme a noi praticamente. Noi ci si impegna solo nella manodopera, però la mente e il cervello è tutto lui, e lo ringrazio insieme a tutte le persone che sono in cucina ora, che mi hanno dato una mano in questa serata. Dunque ora avete un grosso appuntamento, sì. Il 3 di dicembre si fa il calendario dei dilettanti sempre in questo locale. Sempre in questo locale, in questa stanza nell'ambito del Circolo Arci Tamburini. Io gestisco la parte del bar Tamburini, però questo è il locale del Circolo Arci Tamburini.
e praticamente si passerà una giornata insieme all'organizzazione di queste corse dilettantistiche. Dolcis in fundo siamo con l'organizzatore, col promotore di questa festa che ogni anno si fa sempre più grande, Mauro. Poi, Mauro, abbiamo ricordato anche un tuo grande amico, un amico di tutti del ciclismo, Piero Ancillotti. Purtroppo Vitagliano, a ricordare questa persona non pensavo mai di arrivarci, pensavo che campasse ancora tanto tempo, che la vita ce l'aveva davanti. A ricordare Piero Ancillotti sarebbe un dramma. Veniamo alla festa in oggetto. La festa in oggetto è stata organizzata in modo impeccabile da Simone Miscia, da Miscia Giuseppe, dalla Linda, la moglie di Simone Miscia, da tutto il consiglio qui del circolo. Qui c'è da ringraziare tutti quelli che si sono dati un grande da fare per tutta la serata, dalla cucina, dalla griglia, da tutti gli sponsor, perché senza gli sponsor queste manifestazioni non si possono fare. Un ringraziamento particolare al Comitato Regionale Toscano, all'amministrazione di Lamporecchio che mi è sempre vicino, a tutti gli atleti, da Visconti che è venuto, dalla Rossella Ratto, da Bettiol, da Colonna, Selvaggi, da Manuele Spadi. Vorrei fare un forte ringraziamento a Fabio Sabatini che si rimetta in fretta, e poi un ringraziamento a tutti gli sponsor, dal più piccolo al più grande, un ringraziamento poi a voi di Toscana TV che siete sempre corretti nei confronti mia e dell'organizzatore qui del bar. Poi qui c'ho due belle ragazze, Silvia Volpi e Silvia Brotini, che non dicano mai di no quando c'è da fare le feste. Poi un ringraziamento a Deborah che è a cantare a Bolgano e a Giuseppe Di Grande, e qui al giornalista di Orizzonte Stefano Ferrali. E un ringraziamento particolare di una pronta guarigione ancora più grande a Daniele Ciampi, che stasera ha mandato la sua signora. Con tutto questo vi do appuntamento all'edizione della festa dello sport del 2012, che ricadrà sempre il penultimo sabato di novembre. Poi vi voglio menzionare anche la gara podistica di domenica 27, con un ritrovo alle 7:30 qui da noi e la partenza alle 9, che si corre su tutte strade asfaltate. Mauro, hai ricordato tutti gli sponsor, hai ricordato tutto, ma un grosso appuntamento c'è qui il 3 di dicembre, sempre in questo circolo. Sì, il 3 di dicembre qui faremo il calendario di tutte le gare a livello regionale della Toscana, riservata alla categoria dilettanti elite under 23. Poi un altro grande appuntamento lo vedremo il 9 di aprile con i 50 anni, le nozze d'oro del Gran Premio Sportivi Poggia alla Cavalla. Io a quell'epoca là ero un bimbo quando fecero le prime edizioni, e la prima edizione mi ricordo che la vinse un certo Edo Capecchi della Pratese, che oggi è uno dei tanti motociclisti pistoiesi che vanno tutte le domeniche a dare manforte alle gare ciclistiche della nostra regione. Un ringraziamento ancora a Alessandro Pedini e a tutti quelli che si sono dati da fare. Abbiamo sentito dalle interviste gli ospiti che erano a questa bella serata al Circolo Arci Tamburini di Cerbaia di Lamporecchio, abbiamo sentito gli organizzatori. È tutto da questa località, buon proseguimento di serata a tutti.